qualche motivazione per la quale in Casa della Pace parte un detettore vecchio, che fa tutela, ce ne sono. Direi che perché è un museo, rappresenta un po' la storia di Roma, quella che è stata l'attività commerciale risale al 1891, quindi a oltre 100 anni di storia, questo sembra un ottimo motivo. Tra l'altro ha segnato un po' i tempi della Dolce Vita e venivano qui Ungaretti, Monicelli, Lamelato, venivano personaggi di ogni genere Rione, il quale risiede. Una splendida anticamera al chiostro del Bramante, quindi Roma l'ha conservata per quello che È proprio ci aiuta a mantenere così come con la gestione che c'è adesso il Roma Civica Storica ecco, in questo senso come state muovendo, cosa è stato fatto e cosa verrà fatto per questa situazione? Guardi, noi non siamo dei nostalgici che vogliamo mantenere a ogni costo la città congelata da quello che era, però vogliamo delle trasformazioni che siano fisiologiche e sane. Non avremo distrazioni per quelle che sono le trasformazioni in corso, perché Roma insomma negli ultimi 2 anni ha visto chiudere 30 librerie indipendenti, e questa è una cosa gravissima, a 42 cinema chiusi in fase di ricollocazione, questo perché è una città non solo non vivibile ma inaccessibile, quindi diventa difficile arrivare al centro per andare al teatro, andare in Cina, e quindi attiveremo tutto quello che è necessario per far rivivere questi rioni e ridargli i servizi di cui necessitano. Quindi a questo punto, visto gli sforzi finora effettivamente fatti, c'è sempre effettivamente la volontà di imitare quelle che sono le realtà estere? Quello sarebbe auspicabile, perché prendiamo l'esempio della Francia, che non solo conserva le sue botteghe storiche ma viene a acquistare le nostre. Abbiamo visto i grandi marchi del lusso, da Bulgari a Brioni e via dicendo. E abbiamo visto anche le pasticcerie come Cova a Milano, pagata fior di milioni di euro, perché era una bottega storica da conservare. Quindi un po' dovremmo prendere spunto da loro, ma io credo che si dovrebbe risvegliare un po' di nazionalismo nostro, cioè di appartenenza al territorio e alle cose belle che abbiamo, per conservarle gelosamente e magari metterle a reddito, perché i percorsi delle botteghe storiche potrebbero essere un valore aggiunto per la città di Roma, potrebbero creare un turismo di secondo livello, che è quello che ritorna dopo aver visto i monumenti per fare un giro tra i borghi di Roma. Grazie. Grazie.